Lei è Sveva Gandin, 15 anni, studentessa bassanese con una grande passione, quella per i cavalli. Anni di allenamento, di fatica, di impegno quotidiano senza mai stancarsi l'hanno portata alla vittoria. Sveva e il suo cavallo Cusco si sono classificati al secondo posto dei campionati nazionali Open d'Italia Pony. Sono state delle gare veramente impegnative, siamo arrivati là con zero aspettative, abbiamo detto facciamo questi campionati italiani, sono da fare, divertiamoci. Abbiamo fatto il primo giorno un bellissimo giro super veloce, sono arrivata al 6° posto e già per me là era un traguardo. Il secondo giorno un altro super giro, sempre un 6° posto. La finale, purtroppo nella prima manche abbiamo fatto un errore, ma siamo riusciti a passare al barrage e comunque abbiamo fatto un ottimo giro, velocissimo. Sapere dopo, all'ultimo, la seconda posizione è stata un'emozione incredibile. Una soddisfazione enorme per questa giovane promessa che ha saputo portare Cusco ai vertici italiani di categoria. Devo dire che lui non aveva un cavaliere ideale. Poi con Sveva invece si sono trovati. La base di comunicazione che c'è stata è stata fondamentale perché in 3 anni lui è sempre cresciuto. È un amore grande quello di Sveva per i cavalli, un amore incondizionato, fatto anche di piccoli gesti di dedizione, di affetto e sintonia. Che amore è quello per il tuo cavallo? Infinito.